Per quello che concerne l'autonomia, ecco, noi abbiamo avuto una posizione, qua non si tratta di maggioranza o minoranza, si tratta di dire in termini chiari qual è io credo la posizione, così come non siamo difensori dello Stato centrale in quanto tale, reputiamo ideologico e anche in qualche maniera una forma di centralismo regionale l'autonomia differenziata così come è stata pensata. Riteniamo che vadano difesi su scala nazionale la cosa pubblica nei termini del Servizio Sanitario Nazionale, nei termini unitari per quello che concerne la scuola e per quello che riguarda il lavoro i contratti di lavoro nazionale. Ricordo che aumentano bollette, aumentano tariffe, aumenta il caro vita, l'unica cosa che non aumenta in questo Paese a danno dei lavoratori e dei pensionati sono i salari. Ma i contributi sono aumentati. Per quello che riguarda l'autonomia, io credo vada valorizzata al massimo il ruolo dei comuni, vada valorizzato al massimo il ruolo dei sindaci. E quando parlo di centralismo regionale faccio riferimento proprio a una dei sindaci che è stata intervistata, la sindaca di Crocetta del Montello, la signora Tormena. Allora lì siamo di fronte e credo vada sollevato questo tema proprio nei termini dell'autonomia dei comuni, perché su 9 comuni di quell'area la Regione Veneto sta facendo passare sopra la testa una scelta senza ascoltare le necessità del territorio, senza ascoltare i rilievi del territorio, che è quella delle casse di espansione a Ciano del Montello. La Grave di Ciano, sì. Esattamente. Io credo che su quest'opera di 150 milioni di euro, proprio se voglio dire continuiamo a discutere di autonomia, quelle realtà locali, quei piccoli comuni vadano ascoltati nei rilievi che fanno, che sostanzialmente al netto del costo dell'opera che è grave e un'opera profondamente impattante sul territorio, il problema del Piave va risolto con l'acume politico di capire che la questione non è legata alla portata d'acqua, la questione, intanto il problema si configura a maggior ragione nella zona più bassa, cioè verso Ponte di Piave, il tema sta nella velocità di percorrenza dell'acqua. Ricordo che l'alluvione del 66 è stata su un passaggio di 5.000 metri cubi al secondo e la questione del 2018, quella questione di Vaia, vide un passaggio di 2.200 metri cubi al secondo. Quindi la politica da fare è l'uso ampio della golena anziché interventi impattanti. La politica da fare è la diminuzione della velocità che si è ottenuta con la canalizzazione dell'acqua e l'asporto della ghiaia del Piave, e soprattutto in termini di autonomia, torno alla considerazione di metodo, bisogna ascoltare le comunità locali, bisogna ascoltare i sindaci e dargli appunto la possibilità di interagire. Lei ha parlato